Pina. Ho capito che hanno chiuso i ristoranti, però San Valentino facciamo un'uscita, dai, andiamo da qualche parte, ci portiamo 2 panini e ho capito che ti fa male le gambe. Ma dai, non sei... Ma vabbè, 92 anni non sono tanti, Pina, dai. Mi raccomando, però non portare la civetta stavolta, magari porta un chihuahua nella borsetta come quelli di Santa Margherita, dai. Può essere una cosa più positiva. Pronto. Oh, non c'è campo. Pronto. Ciao Fogna, come stai? Insomma, Ti vedo bene, però nonostante tutto. diciamo che potrei stare un bellino meglio, ecco. Ma cosa è successo? Ho avuto un po' di problemi, vicissitudini di tipo, diciamo, in qualche modo riguardante la situazione lavorativa, che diciamo non è andata proprio benissimo. Ma che lavoro facevi per conciarti così? Oh. Allora, a parte che sono pieno di dolori da tutte le parti, sono finito anche all'ospedale, ma è stata una storia lunghissima. Vabbè, dimmelo. Allora, io avevo vinto un concorso, no? E avevo trovato lavoro. Dove? E mi ha detto, guarda, il lavoro c'è, però bisogna trasferirsi un pellino. Ha detto, vabbè, in questo momento di difficoltà sono pronto a trasferirmi. Tipo? Tipo c'è da andare a lavorare a Miami. In Miami dall'altra parte? Cioè, Bravo. cos'è, dopo Savona? È un po' dopo Savona, sì, è una mezz'oretta di macchina. Tipo? A Miami, te l'ho già detto. Dopo Savona? E dopo Savona. E praticamente c'è da andare a lavorare. Io ho detto, sono disponibile. Ma anche dopo Imperia? E anche dopo Imperia. Penso di sì, perché c'è armadittaggio. Sì, comunque, dopo sono disponibile. C'è da andare a lavorare allo zoo di Miami. Zoo di Miami. E ho detto, beh, lì è un lavoretto tranquillo. Direi molto tranquillo. Esatto, no, metto da dare da mangiare agli uccellini. Ho detto, mi mettono le gabbie, i fringuelli, i famosi fringuelli di Miami. I tucani. Bravo, i tuccani. Gli aironi, aquile reali. Basta, gli cioè, uccelli. abbiamo capito. Il problema non è proprio così, è andata proprio così. Cioè, nel senso, a un certo punto ho detto, ragazzi, c'è da fare un lavoro supplementare. Chi è che se la sente? Cioè, io non volevo fare brutta figura, sai, appena arrivato gli italiani, ho detto, ma lo faccio io. Ma ha detto, beh, c'è da fare un lavoretto con Shango. E chi è Shango? Appunto, la stessa cosa mi sono detto. Io ho detto, ma che cazzo sarà un è fringuello? Io ho detto, magari un tuccano. tuccano. Ma niente, mentre sono lì, hanno aperto la gabbia, hanno messo un cotton fioc in mano. Mi hanno portato davanti a una gabbia, l'hanno aperta, mi ci hanno imbelinato dentro e io praticamente sono finito in braccio ad un gorilla Shango di 197 kg e mi hanno detto, bisogna che ci fai il tampone. Il tampone orofaringeo-nasale. Ora puoi capire che insomma la situazione non è andata non era magari semplicissimo. No, esatto. E com'è andato ufficialmente? Allora, ufficialmente hanno fatto le pubblicazioni per luglio. Ok. Però io cosa è successo? Che in un momento che il Shango era un attimino distratto, accondiscendente, io ho visto una parte della gabbietta e lì sono uscito, però un po' la fatica, un po' le randellate di Shango che sono crollato, no? E sono finito all'ospedale di Miami. All'ospedale di Miami mi ricoverano, però c'è da pagare un sacco di soldi, allora chiamano in Italia, interviene la Farnesina, mica mandano un aereo della Croce Rossa della Farnesina a prendermi, mi portano a Genova, arrivano a Cristoforo Colombo, scendiamo, mi imbellinano su un'ambulanza, l'ambulanza parte, arriviamo sulla sopraelevata, c'era traffico, c'era un casino di virus che andavano avanti e dietro, arriviamo a un certo punto, insomma mi sono fatto 2 mesi di coma a San Martino. 2 mesi di coma a San Martino? Perfetto. 2 mesi di coma a San Martino? E come mai? Cioè, se sei finito in coma a San Martino ci deve essere stato un evento traumatico, evidentemente. Non è che uno va a San Martino, vorrei stare in coma, direi che non è normale.
avevo trovato lavoro a Miami. Miami. No? Allora dice, vabbè, Lo vai, zoo di bravo, Miami. bravo, lo Lo zoo di zoo. Miami. Io ho detto, va bene, ci vengo, non è lontanissimo, è un pelino dopo Imperia, no? Allora, Leggermente. parto, vado a Miami, dico, vabbè, ma c'è da fare, magari ci sono i tucani, gli aironi, poi mi mettono un velino di fioton fiocchi in mano, ma ha detto c'è da fare il tampone a Shango. A Shango, un gorillone. Gorilla dicendo 97 kg. Io ho detto, ma che cazzo è scemo? Ho fatto in tempo a dire uno mi dà una russata dentro la gabbia. Shango mi accoglie a braccia Ciao, aperte. me l'immagino. E sono innamorato della favola, si è innamorato dopo 2 mesi. Ma insomma, riesco a scappare, ma svengo, mi ricovero in ospedale. La a Miami. Farnesina. Poi interviene la Farnesina con un volo direttamente da Miami. Della Croce Rossa. Mi portano a Cristoforo Coda Colombo. sulla Coda sopravvivenza. sopra. Arrivo a San Martino, mi faccio 2 mesi di coma. San Martino, sono uscito mesi ieri. di Oh. coma. Ma A io San mi Martino. domando, ma se uno va a San Martino e fa Esatto. 2 mesi di coma, Pericoloso. ci sarà un motivo? Perché tamponare a San Martino? Avevo trovato lavoro a Miami. Basta. Cioè, ma l'hai già raccontato 7 volte di Ma fila la figurati. stessa storia. Ma Cioè, ci non puoi dirmi mancherebbe. le stesse cose 1000 volte. vabbè, Ogni no, tanto ci fai parlare mancherebbe. anche a me, fai che il dialogo Ma sì. sia transitivo, Ma non sai, transitivo anche- passivo. Hai ragione, Dai. perché vengo un periodo che non ho avuto molto dialogo con Sean. Hai capito? È per quello che mi sono sfogato. Ora, io mi ricordo che tu sei stato in America a lavorare qualche sì, volta, non no? te l'ho mai parlato. Di Miami. Bravo, Eh, Miami. Ecco, siccome adesso si riprenderà a viaggiare tra un mese o Sì, due, io avrei già. intenzione di farmi un bel giro proprio in Florida, Bene, lì a bene. Miami. Ma Solo che ho figurati. saputo che gli hotel costano un occhio della Cioè, testa. prima ci mando io, ho degli amici. Ce n'hai amici da mandare Lì che c'è mi ma ospitano. c'è un amico dai. che ti ospita garantito. E benissimo. come si chiama? Chi è sto tuo amico? Allora, tanto guarda, se lui lo conoscono tutti a Beh, è Miami. un attore, un famoso. No, è famoso, ma non è che proprio. E come un si attore. chiama? Prende le cose sul serio. Come si chiama? Shango. Tu vai là, chiedi di Shango, stai tranquillo che non ci sono problemi, Minchia, ti ma accoglie a sei braccia fuori. aperte. Ma mi mandi da uno sconosciuto. Beh, se qui ci avesse il Covid. Non ti preoccupare, tranquillo. Shango l'ho tamponato. Minchia, Sereno, questa è una tranquillo, cosa fai molto tranquillo, positiva. Sei in direi. una botte di ferro. Questo è un In una obbotissimo.